E seconda prova riservata alle Amazzoni. Amarcord Matto, Adelasia, Venusia Jet, Uragano Spritz, Zigzago P, Beautiful Trio in prima fila per FKS, Vento Adri, Argo Spritz, Briscola Matley, Briseide Colli in seconda, i favori in chiusura. Per Uragano Spritz numero 4, Michela Rossi, macchina che accelera. Vediamo la partenza, Uragano Spritz e Zigzago P alle prese, è Zigzag però il più veloce che supera in breve Uragano Spritz che deve adeguarsi in scia, terza posizione numero per 6, Beautiful Trio, Amarcord Matto, mentre deve aver sbagliato Beautiful Trio che è stato squalificato, quindi al comando a buon ritmo Zigzago P che ora cerca di moderare dopo il lancio in 14,8. Si riavvicina Uragano Spritz che è direttamente ora incollato alla schiena di Zigzago P, terza posizione per Amarcord Matto. Cavalli che completano in 30,5 i primi 400 di gara e affrontano la seconda piegata nelle identiche posizioni con la risalita esterna da parte di Briseide Col. Briseide Col gradualmente si porta a ridosso dei primi, avvicina Uragano Spritz, mentre 46,2 dice il cronometro per i primi 600 metri di gara. Ora passaggio davanti alle tribune con identiche posizioni. Vediamo in terza ruota il tentativo di risalita anche di Argo Spritz che però è molto lontano dalla testa. E davanti è sempre Zigzago P che continua a trascinarsi Uragano Spritz, chilometro che viene completato nell'ordine dell'1.16,7. All'esterno rimane Briseide Col. Questi tre si distaccano nettamente rispetto ai rivali. 400 alla conclusione, situazione tattica invariata con al comando Zigzago P, seconda posizione per Uragano Spritz, all'esterno Briseide Col, nessuno degli altri riesce a farsi luce. Completamento della curva conclusiva con Zigzago P che allunga ancora. Non si dà per vinta però Briseide Col che ci prova nel finale, ma è Zigzag OP che controlla la situazione e viene a vincere nei confronti di Briseide Col e Uragano Spritz. 1.16.1 era uguale conclusivo, 37 a chiudere. E bel primo piano per Zigzag OP che è in percorso di testa. Caterina D'Agostino porta un successo piuttosto netto sul traguardo. Briseide Col è buona seconda davanti a Uragano Spritz. La vittoria quindi per Zigzago P, il training di Lamberto Barbieri per il signor Mario Ascione.